a tutti e ben ritrovati. Ancora un appuntamento con Telearena Sport che vi offrirà naturalmente l'ultimo impegno precampionato del Chievo Verona contro l'Udinese, una partita che è un po' un anticipo di quello che accadrà poi in Serie A. In completo bianco il Chievo Verona, una tenuta diversa dal solito per l'Udinese, con maglia azzurra, pantaloncini neri e calzettoni neri. L'incontro verrà diretto dal signor Gava di Conegliano ed è una partita che senz'altro servirà a Stefano Pioli una volta di più per fare il punto della situazione in casa del Chievo Verona a pochissimi giorni dall'inizio del campionato. Ricordo che il Chievo Verona giocherà domenica prossima allo stadio Bentegodi alle 20:45 contro il Catania. Attendibili perché prima di tutto è allenata da un allenatore che sa allenare, sa mettere in campo le squadre e sa fare rispettare degli equilibri tattici, e poi diciamo che sotto l'aspetto del singolo è una squadra che ha un potenziale tecnico-tattico incredibile. Fino al 2015 un investimento importante, ha affrettato a dire Giovanni Sartori. Adesso Michele Marcolini in avanti e il Diablo salta, la palla per Sergio Pellissier, limite dell'area, il pallone giocato dentro per Bentivoglio, se la cava molto bene la difesa dell'Udinese con palla che viene recuperata e c'è il gol subito di Luciano. Una bellissima giocata, una palla recuperata per Luciano e Lucio ha trovato la conclusione in diagonale che non ha lasciato scampo ad Andanovic. Quindi partita che si sblocca dopo appena 2 minuti, anzi sono 3 minuti, con Luciano è stato bravo a rubare il tempo anche ai difensori dell'Udinese. Poi parliamo della diga che c'è davanti, che è Rigoni. Attenzione, il gran gol di Pablo Granoce, 2-0. Stavamo raccontando naturalmente della difesa, ma c'è anche l'attacco che oggi non lascia desiderare. Granoce che ha stoppato una palla e di prima intenzione da una distanza ravvicinata non ha lasciato scampo al portiere Andanovic. Qui Candreva cambia gioco, Luciano non ci arriva per poco, mette giù il pallone Pasquale, si coordina il cross interessante, Mandelli e Sorrentino purtroppo si vede scivolare via il pallone dalle braccia. Arriva il gol di Totò Di Natale. Pinzi che avanza, potrebbe crossare, invece cede il pallone sulla destra per Ferronetti. Il cross allontana Morero, recupera ancora Candreva. Prova la giocata su Rigoni, subito per Coda, adesso per Pinzi. Il cross basso e incredibilmente Di Natale di prima intenzione sfiora il gol del pareggio. Però 2 comunque, Ferronetti, sì, mi ero sbagliato, non Coda, Ferronetti al suo posto è entrato Quadrado e c'è il pareggio dell'Udinese, questa volta con Pasquale. Calcio di punizione per il Chievo al 43esimo minuto del primo tempo. Sul pallone Michele Marcolini e c'è il gol di Sergio Pellissier. Secondo tempo qui dello stadio di Mogliano Veneto tra Chievo e Udinese, una sostituzione nel Chievo Verona, poi vi daremo le altre valutazioni. È entrato Nicolas Frey dal primo minuto, quindi Frey che va a posizionarsi a sinistra, i centrali sono Mantovani e Morero, sulla destra Sardo. Si riparte Di Natale, potrebbe battere questo calcio di punizione in direzione della porta di Sorrentino, parte proprio Di Natale, la palla che finisce fuori di pochissimo. Poi adesso con Olindo andremo a capire chi è uscito naturalmente dell'Udinese, con Luciano che ruba una palla, bravissimo Luciano, la mette dentro per Granoce, il diagonale di Pablo Granoce, dentro una bella palla là dove Coda però capisce tutto e ridancia in avanti per Di Natale. Non c'è fuorigioco, Di Natale si coordina, il tiro, che bordata di Di Natale dalla distanza. Probabilmente non sarà un tiro, o lui o Marcolini, ma una palla che verrà scodellata a centro area. Tutto pronto, parte Marcolini, è la finta per Luciano che la gioca dentro e di testa Santiago Morero. Forse Olindo poteva fare qualcosa di più. Quadrado, la pressione di Marcolini che inizia all'altezza della mediana, profondità per Di Natale, attenzione che entra in area, non c'è fuorigioco, Di Natale, palla al centro e c'è il pareggio. C'è il pareggio dell'Udinese, partita che dicevamo ha regalato 6 reti, ben 6 reti
in questi ormai 70 minuti. Il lancio in profondità, attenzione per Floro Flores che entra in area, Floro Flores perde un po' il tempo, c'è Sorrentino dalle sue parti ed è bravissimo Sorrentino. Il 2-1 è stato intanto il fischio finale, il 2-1 messo a segno da Di Natale, poi il pareggio di Pasquale, sul finire di tempo il 3-2 di Pellissier, nella ripresa il 3-3 definitivo di Candreva. Ringraziamo anche Olindo Filippi. Olindo, avremo modo di sentirci più avanti. Chievo e Udinese pareggiano 3-3. Il prossimo impegno a questo punto domenica 29 agosto al Bentegodi contro il Catania, e sarà campionato e sarà partita vera. Grazie da Simone Antolini e buona serata a tutti.